Cari telespettatori, eccoci insieme, supportati come sempre dallo CGIL, ma in questo caso deleghiamo al CAF. Perché CAF CGIL Nord-Est? Perché in modo particolare è arrivato il momento della dichiarazione dei redditi. Per carità c'è tempo fino a settembre per presentarla, ma è bene prenotarsi prima, è bene sapere cosa c'è da fare, quali detrazioni si possono apportare, quali sono i benefici, insomma sapere un po' tutto e soprattutto mettersi già nell'ordine di idee, di raccogliere anche la documentazione. Per parlare di questo abbiamo in collegamento qui con noi Sandra Rodella, grazie di essere collegata, eccola qui, che è responsabile fiscale CAF CGIL Nord-Est. Allora, segretaria, facciamo un po' il quadro della situazione, una scadenza che per quest'anno va un po' più in là, quindi subito al termine dell'estate, no? Sì, la scadenza è il 30 di settembre. Già c'è una norma che prevede che di prassi sarà il 30 di settembre. Quest'anno invece il 30 di settembre è arrivato a causa del Covid, però ormai è una scadenza fissata e quindi dovremo, tra l'altro per fortuna, perché insomma non è così facile riuscire in questi giorni a trovare la giusta quadra. Noi siamo partiti da qualche giorno, abbiamo adottato modalità diverse per riuscire in questa campagna fiscale e quindi cercheremo attraverso la dichiarazione online piuttosto che la dichiarazione in diretta, piuttosto che la dichiarazione in differita, ad aiutare tutte le persone che si rivolgono ai nostri uffici. Allora io direi partiamo con la prima slide, per cui campagna fiscale 2020 è arrivato il momento del 7:30. Che cosa bisogna fare? Innanzitutto prenotare questo appuntamento con il CAF, qualora non lo si voglia fare da remoto. Allora, le persone possono, ci sono persone che già hanno un appuntamento perché l'hanno già ricevuto lo scorso anno oppure gli è stato inviato a casa in questi giorni. Chi invece non ha appuntamento può o telefonare ai vari uffici sparsi in tutta la provincia, oppure può autonomamente, andando sul sito del CAF che è www.caf.it ed entrando quindi nel sito e prenotarsi direttamente, prenotare quindi il 7:30, oppure può usare uno strumento quindi che è l'app di Digita CGIL, oppure può andare nel sito e cercare Digita CGIL ed è in grado in questo modo di prendere l'appuntamento da subito. Ad alcuni è arrivato sul cellulare un PIN. Allora, è arrivato da qualcuno il PIN se queste persone avevano fatto richiesta per avere Digita CGIL, però più che ricevere il PIN sul cellulare, queste persone gli è stato consegnato un PIN. Queste persone poi attraverso questo PIN devono collegarsi, possono modificare questo PIN che è provvisorio, che gli è stato rilasciato, e sono in grado quindi poi dopo di entrare attraverso Digita CGIL o la app di Digita CGIL e sono in grado non solo di prenotare ma di mandarci già documenti e di poi successivamente scaricare documenti che avremo messo noi a disposizione. Quindi è uno strumento che ti dà la possibilità di effettuare la registrazione e servizi direttamente da soli. Ti basterà quindi scaricare dallo store, inserire il tuo codice fiscale, procedere con l'inserimento dei dati richiesti e verificare il tuo indirizzo email. Poi di seguito ti verrà richiesto di inviare un documento fronte e retro, di fare poi un selfie in tempo reale e quindi in modo che venga accertata la tua identità. Quindi c'è questo invio delle informazioni personali, che dopo aver caricato le immagini verrà effettuato un controllo su questo documento, verrà fatta quindi una presa in carico della richiesta di registrazione, a conclusione si riceve una notifica tramite email e quindi alla fine si riceveranno tutte le informazioni per eseguire correttamente la procedura e da quel momento la persona potrà usare Digita per ricevere ed inviare documenti. Quindi la dichiarazione dei redditi viene fatta dall'operatore o dalla persona stessa supportata da qualcuno?
Allora, la persona può scegliere quale tipologia. Allora, la persona può scegliere di fare la dichiarazione online o può scegliere di venire allo sportello. Allora, se la persona decide di fare la dichiarazione online, quindi attraverso questi strumenti, attraverso il digito, ci manderà la comunicazione, noi poi ci metteremo in contatto ovviamente con la signora, quindi avremo uno scambio di informazioni con il cliente, la dichiarazione quindi verrà effettuata online, una volta che la dichiarazione è terminata gli viene rinviata la dichiarazione, questa persona la sottoscrive, la attesta, se la rinoltra, quindi la persona da casa riesce ad ottemperare all'obbligo dichiarativo senza quindi doversi muovere da casa. C'è sempre una corresponsione. Un smartphone, un computer, un Sì. tablet, un telefono, uno strumento tecnologico che permette a questo. Certo, sempre con la corresponsione del prezzo del servizio, CAF. Sì, certo, sì. Ecco, sì. Anche lì c'è differenza di servizio a seconda che la persona scelga la dichiarazione precompilata o che scelga la dichiarazione completamente in assistenza. In questi giorni stiamo anche cercando, e abbiamo il programma che ormai è praticamente finito, la persona non soltanto potrà fare la dichiarazione online, ma anche il pagamento potrà essere fatto direttamente attraverso un'app e quindi non dovrà spostarsi. Perfetto, altrimenti è bene prenotarlo e poi con una certa precisione oraria verrà ricevuto presso gli sportelli in modo da evitare le classiche file, assembramenti e quant'altro, quindi tutte le cautele del caso. Sì, noi quest'anno, da anni lavoriamo su appuntamento, ma quest'anno lavoriamo praticamente esclusivamente in appuntamento, quindi la persona si rivolge ai nostri uffici previo appuntamento, che può essere telefonico oppure può essere preso direttamente in autonomia, però deve essere in possesso di un appuntamento, perché noi lavoriamo, ma lavoriamo con le porte chiuse, quindi la persona quando arriva suona e noi facciamo entrare un cliente o due clienti, a seconda di quante postazioni abbiamo, in modo che non ci sia assemblamento di persone. Ecco, infatti qui vediamo gli indirizzi delle varie sedi, la mail per corrispondere, comunque sappiamo che attraverso il sito ognuno può trovare la sede più vicina e eventualmente prenotare, che è la cosa migliore. Quali sono le novità per quest'anno? Quindi che cosa munirsi? Allora, le persone ovviamente devono portarci tutte, a parte il documento di riconoscimento che deve esserci sempre, il codice fiscale, la dichiarazione dello scorso anno, deve portare ovviamente tutte le spese che ha sostenuto nel 2019, quindi spese mediche, assicurazioni sulla vita, mutuo sulla casa, le spese per palestre dei bambini, per le tasse scolastiche dei figli, i contributi per le badanti, i contributi che uno ha versato, i contributi previdenziali, le erogazioni liberali, quindi tutto quello che la persona ha sostenuto nell'anno, con noi diciamo meglio un documento in più che un documento in meno. Poi è il compito del CAF stabilire quali sono le spese che possono essere detratte o dedotte e quindi è il compito poi del CAF fare una verifica di quali sono i documenti che ti permettono un recupero e quali sono invece i documenti che non c'entrano con la dichiarazione dei redditi e quindi non ti permette di avere nessuna detrazione o detrazione. Ci sono delle cose particolari che è bene sapere per questa edizione? Ecco, noi consigliamo alle persone di passare, quando una persona effettua un pagamento di una spesa medica oppure di assicurazioni, oppure ha fatto spese di ristrutturazione, quindi oppure per il risparmio energetico, noi consigliamo sempre di chiedere preventivamente al CAF o di venire, proprio perché così siamo certi che quella spesa non andrà persa, che il bonifico è corretto, che la spesa, che la fattura è comunque corretta, che il bonifico riporta la causale così come prevista dalla norma, piuttosto che il bonifico, quindi consigliamo sempre un passaggio attraverso il CAF.
proprio per evitare che poi dopo ci siano spese, a volte anche ingenti, che magari non vengono poi, non è possibile poi recuperare con la dichiarazione. Quindi cercare di fare, sempre, ecco, magari questa è l'occasione, se una persona dice ma voglio rifare la facciata della propria casa, che sa che ci sono delle agevolazioni importanti, quando si va al CAF chiedere suggerimento: vale la pena che la faccia, come, in che termini, avrò degli sconti fiscali significativi, non li avrò perché magari come reddito sono sotto una certa soglia o ho già detratto a sufficienza o altre cose del genere. Sì, noi consigliamo sempre alla persona di rivolgersi prima nei nostri uffici, cioè prima di iniziare i lavori o quando li hai iniziati ma devi emettere un bonifico, devi hai già la fattura in mano, vieni subito, perché il non venire potrebbe anche poi dopo vanificare la possibilità di avere un contributo, cioè una deduzione o una detrazione, perché spesso magari la fattura non è corretta, il bonifico non è corretto. Allora non costa niente, un passaggio prima preventivo per informarsi se tutto è corretto, è meglio farlo sempre. Assolutamente. Noi consigliamo che la gente si rivolga a noi, perché insomma, in modo che diventiamo i loro consulenti fiscali tutto l'anno, non soltanto nel momento in cui facciamo la campagna fiscale, ma 365 giorni l'anno. Ci sono delle attenzioni particolari per quanto riguarda delle categorie che è bene sappiano, oppure prima si accennava fuori onda anche l'ISEE, che voi vi occupate anche di questo? Allora, noi stiamo lavorando parecchio ISEE, perché insomma sono tante le persone, soprattutto in questo periodo in cui tanti hanno perso il lavoro oppure sono rimasti mesi a casa del lavoro, e quindi ci sono bonus che magari la gente può aver diritto. Quindi l'ISEE viene richiesto molto, soprattutto quando cambia la situazione nel corso dell'anno, e quindi tu puoi fare riferimento ad un ISEE che è un ISEE ordinario, che magari può essere nettamente inferiore di un ISEE presentato precedentemente, e quindi consigliamo a tutti di fare un passaggio per verificare se hanno diritto a un bonus particolare o se è il caso invece proprio di ripresentare l'ISEE per poter avere dei contributi maggiori o delle prestazioni sociali maggiori, prestazioni sociali che ti può dare, che sono quelle nazionali, ma ci sono anche prestazioni sociali che possono però anche essere stabilite da comuni piuttosto che da regioni. Quindi un passaggio in questo periodo, noi fino ad oggi non è che l'abbiamo sospeso, abbiamo lavorato l'ISEE anche nel periodo in cui abbiamo lavorato in smart working. Abbiamo cercato di stare sempre vicino alle persone e di riuscire anche online perché non soltanto il 730 facciamo online, ma anche l'ISEE. L'abbiamo fatto e continueremo sia in diretta che da remoto a predisporre anche l'ISEE per tutte le persone che ne hanno bisogno. E che ne hanno bisogno. Poi anche l'ISEE, poi ricordo. Prego, prego. No, l'ISEE poi è gratuito, non costa nulla, quindi a volte ci sono persone che hanno remore a telefonare, a chiamare o a venire perché sono convinti che sia un servizio a pagamento. L'ISEE è un servizio gratuito, cioè la persona non spende nulla, non gli costa nulla, quindi a priori c'è qualcuno che pensa di non averne diritto perché confondono ancora l'ISEE con il reddito. Mentre invece l'ISEE è un calcolo complesso, misura la ricchezza spendibile della famiglia, quindi tiene conto di tutti i redditi, di tutti i patrimoni, c'è una scala di equivalenza, quindi certo. Non è detto che una persona non possa entrare nella soglia di ISEE prevista. Quindi vale la pena farselo fare, insomma, sostanzialmente, sono dei dubbi, perfetto. Sandra Rodella, siamo arrivati al termine, io la ringrazio tantissimo, quindi avete visto tutti i numeri da chiamare delle sedi CAF presenti sul territorio, grazie a Sandra Rodella che si occupa di questo, di coordinare poi le varie attività dei vari CAF presenti, grazie allo SPCGL della collaborazione. Noi come sempre ci ritroviamo dopo la pubblicità per continuare la nostra trasmissione.